Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è domenica 22 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 17.47. La luna si leva alle 2.39 e cala alle 11.49. Oggi si celebra Santa Margherita. Il nome Margherita deriva dal greco antico margherites, che indicava la perla. Oggi, 22 febbraio, si celebra il World Thinking Day, una giornata che unisce i oltre 38 milioni di scout e guide in tutto il mondo nel segno della cooperazione internazionale. La data coincide infatti con l'anniversario di nascita del fondatore Robert Baden-Powell e di sua moglie Olave. In questa occasione associazioni come Agenci e FSE organizzano eventi per rinnovare i valori intramontabili dello scautismo e rafforzare il legame tra le diverse nazioni. Il mago Forest, Michele Foresta, compie oggi 65 anni e non smette di farci ridere. Nato a Nicosia in Sicilia, ha conquistato il pubblico italiano con le sue partecipazioni alle trasmissioni della Jalapas Band, A che tempo che fa e a LOL Chi ride è fuori. In Jalapa Show su TV8 ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua simpatia. Federico Rossi invece spegne 32 candeline e lo fa da solista. Lui infatti faceva parte del duo Benji e Fede, che ha fatto impazzire le teenager con le loro canzoni pop. I due si erano conosciuti su YouTube, dove pubblicavano le loro cover e i loro brani originali. Tra i loro successi ricordiamo Tutto per una ragione con Annalisa, Dove e quando e Moscow Mule. Dal 2020 però hanno deciso di seguire strade diverse e di dedicarsi ai loro progetti personali. Timothy Wee invece compie 26 anni. Il giovane attaccante americano è il figlio di George Wee, leggendario calciatore che ha vinto il Pallone d'Oro nel 1995 con il Milan. Timothy, prima di arrivare in Italia, ha giocato in Francia con il Lille. È nato il 22 febbraio del 1931 a Castellalmare di Stabia, il più grande veliero del mondo. È l'Amerigo Vespucci, la nave della scuola della Marina Militare. Porta il nome di un grande navigatore che ha portato il tricolore in giro per i mari, partecipando a eventi storici e sportivi. È una scuola di vita e di mare dove si formano i futuri ufficiali e dove si respira la storia e la cultura del nostro paese. Ma le medaglie olimpiche di che materiali sono composte? La prima posizione è composta per la quasi totalità di argento ed è placcata con almeno 6 grammi di oro puro. La seconda di argento e la terza è invece composta da bronzo, una lega costituita principalmente di rame e di un altro metallo, come lo stagno. Le leghe metalliche permettono di variare le proprietà fisiche dei materiali utilizzati e vengono spesso utilizzate infatti per aumentare la resistenza al calore o la durevolezza, con applicazioni in svariati settori. Buona domenica con una luna in toro, una luna che parla di casa e di voglia di desideri semplici e forti. Ariete, per voi la luna entra nella casa delle visioni, delle prospettive oggettive, pratiche e concrete. Continuate a trattare bene il vostro futuro, vedendolo in una prospettiva rosa e molto piacevole. Gemelli, per voi oggi la giornata è molto interessante, proprio perché si dinamizza con una luna molto intuitiva che vi porta risposte e suggerimenti che aspettavate da tanto. Cancro, la luna oggi in un solido toro vi sorride in quanto amica e soprattutto vi pluralizza e vi moltiplica. Oggi saranno importanti gli amici e i rapporti sociali diffusi. Leone, per voi oggi la luna oggi entra in quadratura, per cui potreste avvertire un certo senso di disordine in famiglia, un qualcosa su cui dovreste intervenire proprio per rendere tutto più forte, solido e compatto. Vergine, un bellissimo trigono della luna che vi aiuta a mettere le cose in una prospettiva positiva e anche fortemente intrigante. Bilancia, una luna che si toglie dall'opposizione, quindi una domenica serena, senza alti e bassi d'umore, vi serviva a riposare un po'. Scorpione, luna d'opposizione oggi, quindi qualcosa nelle aspettative potrebbe lasciarvi un po' scontenti, cercate di riprendere un po' meglio le redini di una situazione. Sagittario, per voi oggi è una giornata molto particolare e interessante, i pianeti sembrano decidere di lasciarvi un po' riflettere
cercare di non essere troppo drammatici nel sentire i sentimenti e soprattutto le cose che ancora vi contrariano. Capricorno, per voi oggi è una giornata molto bella, la luna è in trigono, quindi vi godrete una domenica tradizionale e familiare, proprio come piace a voi. Acquario, luna un po' nervosa oggi per voi, una luna che vi annoia e che vi ancora un po' ad una certa stasi che proprio non amate. Pesci, giornata molto piacevole, la luna è amica, entra in terza casa e vi aiuta a comunicare affettivamente meglio e a sentirvi comunque protetti e amati. Era un medico e un ricercatore che dedicò la sua vita a combattere il cancro e le malattie genetiche. Era Renato Dulbecco, nato a Catanzaro il 22 febbraio del 1914 e morto a 97 anni in California. Fu uno dei primi a capire l'importanza del DNA, la molecola che contiene il codice della vita. Fu lui a scoprire come i virus possono infettare le cellule e trasformarle in tumorali. Per questo vinse il premio Nobel per la medicina nel 1975. Avere l'asso nella manica è un modo di dire che viene dal gioco delle carte. In alcuni giochi infatti l'asso è la carta più forte, quella che fa vincere. Alcuni giocatori disonesti nascondevano un asso nella manica della camicia e lo tiravano fuori quando serviva. Così facevano finta di avere una carta in più e baravano. Il modo di dire però non significa che si è dei furbi o dei truffatori, ma piuttosto che si ha una risorsa segreta, una soluzione che nessuno conosce. Luis Buñuel è stato un regista visionario e anticonformista, celebre per aver sfidato la censura e le istituzioni con un cinema critico e provocatorio. Attraverso capolavori scandalosi come Viridiana o L'angelo sterminatore ha attaccato ferocemente l'ipocrisia della borghesia e della Chiesa, pagando il suo impegno con l'esilio. Considerato oggi un maestro indiscusso, ha usato l'arte come arma per denunciare le ingiustizie del suo tempo. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarci. Io vi auguro un buon weekend, come sapete noi non ci fermiamo mai e ci vediamo anche domani, quindi vi aspetto qui per una nuova puntata dell'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.